sono sicuramente insoddisfatto della mia prestazione, però non posso fare altro che ringraziare i miei compagni per quello che hanno fatto. E in 2 mete su 3 non ho fatto altro che schiacciare la palla in area di meta per coronare il lavoro che in realtà hanno fatto loro. Franco è molto mio amico e condivido con lui tante cose dentro e fuori dal campo, quindi so come attacca, cosa tende a fare. E è un attaccante molto efficace, molto pericoloso, dunque quando gli arriva palla io so sempre che devo stare pronto. È un po' imprevedibile, però fa delle magie che mi lasciano la bocca aperta e mi dà in mano dei palloni che sono veramente spettacolari. Secondo me la grinta era alta anche a Vicenza, si è visto nella fase difensiva che siamo riusciti a mantenere anche in questa partita. Sicuramente il lavoro che abbiamo fatto sulla fase offensiva ci ha premiati, siamo riusciti infatti a segnare molti più punti. Potevamo forse non concedere quelle 2 mete in un piccolo momento di blackout che abbiamo avuto all'inizio, ma sono molto soddisfatto della prestazione di tutti. Ma a Padova sicuramente sarà una partita molto dura, loro non aspettano altro che noi che arriviamo là ogni anno contro di loro. È una battaglia e il gruppo comunque è unito, è compatto. Abbiamo avuto una partenza domenica scorsa che non è stata delle migliori, però il gruppo c'è.